Eder. Mech. Pallister. Finalmente ho la quadra del cerchio. Finalmente ho compreso tutto il quadro. E lo staging di ultima simulazione fatto addirittura nel boschetto. Nel luogo del ritrovo del cadavere di Lily, in attesa che i legali leggano la perizia della Cattaneo proprio tra oggi e domani, io, per primo arrivo a capire cosa è avvenuto. E cosa hanno fatto i terzi spostando il corpo il 4 gennaio, dopo la mezzanotte. Sono stati di una furbizia unica. E hanno studiato i minimi particolari, tutto simulando tutto. C'ero cascato anche io. Ma adesso ho capito tutto e ve ne parlo. Seguitemi bene, prestate attenzione, perché incroceremo vari fattori ed elementi. Per favore, se puoi mostra le foto che ritieni, sono significative e saranno utili alla comprensione dell'insieme. Partiamo, e come sempre siamo dentro l'ex-op. Al 1000x1000, tutto si concentra lì dentro. Dopo un'attenta analisi della scena, degli elementi, sacchetti, sacchi neri più grandi, guanto trovato quasi all'ingresso, polline o propoli, assenza di DNA e impronte esterne su sacchi, ho compreso che i terzi hanno volutamente rubato dei sacchi neri presso una delle associazioni presenti vicino, al posto delle fragole, ove esiste anche un'arnia pubblica. Eder mostra la foto, con la presenza di sacchi neri. Questa realtà è sinonimo di quella serra che si trova accanto alla chiesa di Piazzale Gioberti. Adesso seguitemi. Parte del pantalone di Lily, a resina di propoli. Ma sarà evidente solo quando abbassano il sacco nero. Ciò significa che sarà presa la traccia quando le infilano il sacco, sempre dentro ci sono i semi grandi. Sono quindi sacchi, nuovi, ma dentro c'è traccia di attività di apicoltura. Quando la trovano, si trova un accumulo di molti semi in una piega, fatto inusuale però. Poi si troverà un guanto molto spesso, che evidentemente loro lasciano per essere trovato. Sono troppo arguti per perdersi un guanto. Lo lasciano volutamente, perché è rubato alla realtà associativa, che organizza eventi sulle api. Come i sacchetti neri presi anche questi e con tanto di residui di polline o propoli, tutta una messa in scena, non potevano usare sacchi neri proprio o comprarli. Bene, ricordatevi anche che Lily aveva in borsa i sacchetti alimentari, ed anche dello spago. Lei era un ecologista, non buttava i sacchetti, ma li riutilizzava. Ecco perché c'è il suo DNA sopra. Erano già in borsetta, ed i terzi con i guanti apriranno la borsa e li prenderanno per usarli sulla testa. Di Lily, la Cattaneo ha affermato che il corpo è stato tenuto al freddo con temperatura costante. Io ritengo in un cantinato sotto livello del suolo di oltre 5 metri, al chiuso ma con umidità, esattamente a meno di 500 metri circonferenza dietro il Museo Antartide, perché più in là aveva a disposizione la zona ove insisteva le attività sulle api collegate alla serra, sulla Gioberti, tutti quindi all'interno. In una linea che coinvolge, in modo spazio-temporale, il mondo ecologistico con quello sociosanitario di cui vi ho parlato. Lily potrebbe essere stata tenuta quindi a poca distanza dal ritrovo, in un seminterrato dalle temperatura più bassa, vicino a 2 o 3 gradi massimo, per poi essere inserita nei sacchi neri rubati alle associazioni del posto o alla serra vicino per addossare. Loro le colpe. I 2 uomini di cui vi parlai hanno quindi accesso lì. Sono dipendenti e lavorano proprio lì. Sono abili e istruiti. Non giovani, ma coetanei di Lily. Dovrebbero far parte del contesto socio-sanitario mentale ed affettivo di relazione e con collegamenti ecologici. Ricordate che Lily era ecologista? Ecco il motivo per cui Lily andrà lì. Un motivo è l'azione d'emotivo che coinvolge anche il mondo ecologista. Lo stesso Claudio parlò di un'associazione familiare e di relazioni di sostegno. In queste potrebbero essere presenti i 2 uomini seguaci di Weiss e Reich. Se quindi mettiamo insieme i 2 dati, 2 uomini sociosanitari, ovvero il mondo ecologista, e l'aver rubato sacchi neri grandi presso le associazioni vicino al posto delle gure, fragole, relazionate all'apicoltura, con tracce di propoli sui sacchi e sul pantalone, otteniamo la presenza di Lily, in un arco spaziale che va dal posto delle fragole alla serra di Gioberti. Lì in mezzo è successo di tutto. Il corpo poi lo portano all'opposto, ovviamente, e quindi dove lo trovarono il 5 gennaio. Ovvio che non te lo mettevano davanti a dove è tenuto. Molto furbo, direi, ma ormai abbiamo capito. Gli inquirenti hanno chiesto le riprese della zona, ma ormai è troppo tardi purtroppo. Non ci sono più. Ma non tutto è perduto perché ancora si può fare tanto. Finalmente abbiamo chiaro il quadro, la dinamica dell'aggressione, la zona, il profilo socio-sanitario inserito nel contesto ecologico associativo con dinamiche affettive e relazionali. Persone che Lily conosceva, ma Lily si è opposta ed è stata aggredita. Come già detto, hanno preso tempo,
mettendola in un luogo freddo. Un seminterrato chiuso e sotto il livello del suolo, nessun congelamento quindi come dice la Cattaneo, ma c'era umidità e condensa. Ecco perché i piedi subiscono la macerazione erano vicini alla condensa. Per il resto hanno arrestato l'odore cadaverico, così per non farsi scoprire. Ci sono riusciti, direi. Poi, a suicidio confermato, hanno depistato rubando i sacchi neri agli apicoltori, lasciando pure un guanto loro, dentro la borsa stessa cosa, la bottiglietta rubata pure perché ha DNA terzo, e non di Lilly, tutto studiato. I sacchetti piccoli li trovano in borsa, usciti mettendo i guanti, per non toccarli. Solo che Lilly l'hanno toccata da viva, durante l'aggressione in cui non sapevano di poterla uccidere, ma è successo. Poi parte lo staging, riuscito per 3 anni. Oggi, però, la musica è cambiata, signori. Adesso si va a prenderli. Alla prossima, ciao. La recente perizia di 200 pagine riguardante il decesso di Liliana Resinovic ha portato i suoi autori a escludere categoricamente l'ipotesi del suicidio. Resinovic, scomparsa nel dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 nel giardino dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Era una donna di 63 anni, la cui morte ha sollevato molteplici interrogativi. La perizia, redatta da Cristina Cattaneo e altri esperti di medicina legale, è basata su un'attenta analisi del cadavere riesumato. E finora ha rivelato dettagli significanti che allontanano l'idea di un atto volontario di suicidio. Gli avvocati delle parti coinvolte hanno ricevuto la possibilità di richiedere una copia della perizia già in mattinata, dopo la sua divulgazione. Un aspetto chiave del documento, che ha attirato l'attenzione di molti, è l'assenza di riferimenti a un possibile congelamento del corpo, un'ipotesi che dovrà essere ulteriormente investigata. Indiscrezioni suggeriscono che Liliana Resinovic sia deceduta a causa di un intervento esterno, probabilmente il 14 dicembre 2021. Ciò mantiene viva la possibilità del congelamento come ipotesi difensiva. Nicodemo Gentile, l'avvocato di Sergio Resinovic, il fratello della vittima, ha espresso il suo dispiacere per il tempo che è stato necessario per giungere a questa conclusione, ritenendo che quanto emerge dalla perizia corrisponda a ciò che era apparentemente ovvio fin dall'inizio. Nel frattempo, Claudio Sterpena, una figura menzionata in relazione al caso, ha sostenuto con determinazione che il marito di Liliana conosce la verità sulla morte della donna, ipotizzando un omicidio motivato da ragioni economiche. Questo è sostenuto dalla forte convinzione che giustizia sarà fatta per Liliana, il cui caso, inizialmente avvolto nel mistero, sta ora imboccando il cammino verso la risoluzione. Tra le ipotesi avanzate, emerge quella di un omicidio per strangolamento. Il quotidiano Il Piccolo ha riportato che la causa della morte potrebbe essere un'asfissia meccanica per compressione esercitata sulla parte anteriore del corpo. Malgrado queste rivelazioni, il registro degli indagati rimane ancora vuoto, mentre si continua a lavorare per identificare il responsabile. Le ricostruzioni degli eventi sugli ultimi istanti di vita della Resinovic, basate sulle indiscrezioni, suggeriscono che la donna potrebbe essere stata assalita alle spalle, impedendole di reagire. Successivamente, sarebbe stata colpita al volto e strangolata con un movimento brusco del collo. Una violenta manovra che potrebbe aver causato anche la frattura di una vertebra. Tali dettagli sottolineano la brutalità dell'aggressione subita e richiedono ulteriori indagini per individuare l'autore di questo atroce crimine. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.